Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stamattina vorrei parlarvi degli ultimi giapponesi dell'antitrampismo, al secolo gli esponenti dell'illuminatissimo campo largo nostrano. Li ha messi bene in fila stamattina Maurizio Belpietro nel suo Fondo per la Verità. E sono gli ultimi giapponesi i quali, dopo che anche Ursula von der Leyen e con lei l'eurocrazia che era partita per suonarle a Trump ed è tornata suonata, dopo che anche costoro hanno capito che non solo non aveva alcun senso, ma era controproducente all'ennesima imbastire una guerra tariffaria contro gli Stati Uniti, e quindi dopo che Ursula ha firmato insieme a Trump un accordo che accetta le premesse e la sostanza della politica commerciale trumpiana, ebbene nella giungla dell'antitrampismo, convinti ancora di poter sostenere, combattere e vincere la guerra commerciale contro gli Stati Uniti, sono rimasti gli esponenti della sinistra nostrana. E Belpietro cita i due leader, diciamo, o comunque almeno per esclusione, quelli che al momento risultano i due leader dei due partiti, cioè Giuseppe Conte e Elly Schlein, e poi Dario Nardella e Nicola Zingaretti, che si sono molto segnalati per la loro profonda, meditata, in odor di Nobel teoria di macroeconomia, per cui è assolutamente interesse dei popoli europei e del popolo italiano dare il via alla guerra commerciale contro gli Stati Uniti. Sì, perché a sentir costoro bisognerebbe reagire al 15% messo da Trump, tra l'altro nettamente inferiore rispetto alle minacce e dal punto di vista trumpiano appena sufficiente a colmare lo squilibrio tra le due sponde dell'Atlantico, ma secondo i geni nostrani noi dovremmo reagire con altrettante tariffe, peraltro innescando ovviamente la reazione di Trump e un'escalation commerciale le cui prime vittime sarebbero le nostre imprese o quelle che sono rimaste vive, sopravvissute prima ai governi di lor signori in Italia e poi all'eurocrazia in generale. Questa tesi, oltre a essere profondamente fallace nel merito proprio della trattativa, perché non vede che Trump ha posto sul tavolo appunto un problema di squilibrio commerciale che è anche un enorme problema geopolitico tra le due parti dell'Alleanza Atlantica e dell'Occidente. Quindi fargli la guerra vorrebbe dire aprire una guerra in seno all'Occidente e all'Alleanza Atlantica. Poi alle minacce russe o degli autocrati e delle canaglie globali varie ci difenderebbero loro senza Stati Uniti. Ma quindi al di là di non cogliere l'essenza della politica trumpiana, la loro idea di fargli la guerra commerciale, diciamo solo pronunciarla prende fuoco un'intera biblioteca di economia. Anzitutto perché noi siamo gli esportatori, gli Stati Uniti sono gli importatori di fondo, no? Cioè noi siamo i fornitori, gli Stati Uniti sono i clienti nell'attuale bilancia commerciale. E quindi accanirsi su una guerra commerciale contro il cliente è come dire una cosa che chiunque diciamo, abbia un esercizio improprio, l'edicolante all'angolo, il negoziante di fronte, sanno benissimo essere, crediamo di usare un termine degli economisti classici, una gigantesca cazzata. Ma poi c'è il fatto che cosa colpiresti? Qual è il cuore produttivo americano esportato in Europa che colpiresti? Le big tech ovviamente. Quindi tu faresti una guerra commerciale a queste realtà residuali che si chiamano Apple, Google, Microsoft, Amazon e via dicendo, le quali ovviamente immediatamente innescherebbero a catena una ricaduta negativa, cioè maggiori costi per contribuenti, cittadini, famiglie e imprese europee, quindi sarebbe un caso di Harakiri. Ma soprattutto se la guerra deflagrasse, queste big tech potrebbero semplicemente decidere di tagliare fuori l'Europa.
cioè di smettere con gli aggiornamenti, di farli in ritardo, di tagliare fuori l'Europa addirittura dal sistema delle connessioni globali. E sì, è questo quello che si rischia quando ci si dedica alla normazione compulsiva, quando il proprio obiettivo principale è costruire un Moloch burocratico, capillare, pervasivo, bizantino, e non ci si dedica a liberare le energie della ricerca, a lasciare il campo aperto all'innovazione. Succede che tutte le big tech sono oltreoceano, che il pallino della connessione globale, della tecnologia del nuovo millennio, dell'intelligenza artificiale, ma anche del banale fatto che ci svegliamo, apriamo un iPhone, guardiamo un sito, leggiamo un messaggio, paghiamo qualcosa, cioè sia il macrosistema delle connessioni globali che le microazioni della nostra quotidianità sono in mano a queste grandi aziende che han fatto dell'innovazione della tecnologia il loro punto di riferimento, mentre a Bruxelles si dedicavano a normare, 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 burocratizzare, 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 tassare, tassare, tassare. E adesso i geni della sinistra nostrana, che hanno sempre appoggiato questa deriva da Leviatano dell'Unione Europea, vorrebbero far la guerra alle grandi aziende americane. Capite bene che per fortuna sono gli ultimi giapponesi dell'antitrumpismo, lasciateli pure nella giungla, convinti ancora di combattere la loro battaglia. L'importante è che non tocchino nessuna leva di governo. Grazie a tutti.